Pronto? Parlo con Rita De Crescenzo. Sì, chi ha telefono? Ciao cara, scusa il disturbo. Puoi parlare un attimo? Sì. Io sono il sacerdote di una chiesa. Alcuni familiari tuoi mi hanno chiesto il favore di contattarti perché dice che è da parecchio tempo che non ti confessi. I parenti miei vanno a voi che io mi già confessare. Sì. Allora, se tu stiamo lasciando, richiamate una volta a quello che mi ha chiamato, quello, qualunque essa sia. Dicendere così, veramente si abbina a confessare, allora si vogliono che faccia tutti i demoni che tengono incorporati e cacciano tutto a bordo e mettono tutto in coppia e social che le cacciano sì e poi dopo iniziamo a parlare e tutto. La prima cosa di quella chiesa siete e come vi chiamate? Sorella, ascoltami, ti voglio bene, non ti arrabbiare, io sono padre Caro Anselmo. frate, mo stavo da me, ti stai per un mese facendo un pistolino, aspetta. quotidiano, pomeridiano, ma voi mo state facendo sacchi ciotto e o cervelletto capo che teniamo tutto quanto è lui, e che il bello Gesù che ci manda in arredo. Ti voglio bene, ascoltami sorella. Perdonami, Sì. Ascoltami. Ma come si chiama sto frate? Il prato no, non sono un prato. Io mi chiamo padre Anselmo, Rita. Aspetta un attimo, scusami, aspetta. Anselmo. Ah, ci sono dei bambini che ti stanno ascoltando. Ti faccio cantare pure la canzoncina. Ascolta, cantate. San Martino Campanaro. Campanaro, suoni tu. Allora viene la chiesa, allora. Padre, ascolta, ma cosa dice una cosa? Sì. Io voglio bene i prati, voglio bene i pastori, voglio Non bene sono a tutti un quanti. prato, sono un prete. Il prato è un'altra cosa. cosa. Allora, ascoltami, Va bene. ascoltami un attimo, ti voglio bene. Concedimi questa cosa. Allora, qua c'è il vescovo, ha 98 anni ed è un tuo grande... Noi siamo... è morto tanti anni fa. Ma qua come è morto il vescovo tanti anni fa? Mica c'è un solo È vescovo. morto. Ah, no, è morto va. Lui è un tuo, Martino. lui è un tuo accanito fan, si chiama Ludovico Amedeo Pierrocco Piergiorgio di Sciammera e vuole parlare con te. Però Rita ti chiedo la cortesia. Tutti questi nomi, questo... Sì, tutti questi nomi. Ti voglio chiedere un favore. Allora, questo vescovo che io ti passo ha 98 anni, non sente bene, non parla bene, ti prego solo fai finta di capire quello che dici, acconsiendelo, come dite a Napoli. Bene, come? Te lo passo. Gesù, con tutto il cuore, passa da me. Da qua, venga, c'è Rita. Rita. Buonasera. Come stai? Io bene, voi come state? Non tanto bene. Io ti... Ma non vi preoccupate, Io ti hai capito? Cosa hai detto? Io, a te ti seguo. Mi seguite? Sì. Da sede hai capito? Cosa? Rita, sono di nuovo io, fai finta di capire, rispondilo, dici qualsiasi Ma cosa. non mi dispiace, aspettate che la già dici. Tutto quello che vuoi tu, acconsentalo, ok? Rita, sei bellissima. Grazie, pure voi, pure che conosco dalla voce siete bello. Io a te, ragazza, si pensava, capisci? Cosa? Dai, Tipi di casetta, capiti, sì, ti scipisci, capisci? cosa hai detto? Io vedo le tue canzoni, un bacino, un culetto, un Allora tu sai pure le mie canzoni. Perché mi dai Hai pure il balletto. Io c'ho Ti piace Poropopò? Quanto Non è bellissimo. Allora, ed Amen, dici amen. Ma ormai non tocca bene, stai in una chiesa, stava scendendo. Dici amen. Amen. Adega Ma non si dice in lingua, padre, si dice in lingua. Scusa, mi ero addormentato, sorella cara. Io sono il nipote di Dottore Capepesce. Tu conosci Dottore Capepesce? Dottore? Capepesce, mio zio a Napoli. Conosci? No, ultimi si chiama Dottore Nasicano. E tu conosci un altro parente mio, lo conosci? Tu, si chiama Savio Cavalli. Conosco. E questo scherzo ti è stato fatto da Savio Cavalli! Sì,
telefonico. Ma che mi fai? Perché è uno scherzo? È uno scherzo, mi date a crescere, voglio bene. So. Mo però aspetta, cantamelo. Se ne chiudo, allora Rita, però adesso mi ha cantato poco poco bacini o culette per tutti quanti che ci stanno ascoltando. Un bacino, culetto da catacelo, Mario, Ciao Rita! Magazzi, tu stai in negozi, Gesù, Giuseppe, Sant'Anna e Maria, lei mi diceva, tu sia vita mia, poi mi ha lasciata così mi sapevi, con San Giuseppe, Sant'Anna e Maria.